In previsione del crescente afflusso nelle aree costiere e nelle spiagge, nei giorni scorsi l'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure ha previsto il rafforzamento del proprio dispositivo di intervento e coordinamento mare sicuro. Circa 30 militari che simultaneamente sono stati impegnati nei pattugliamenti giornalieri con l'ausilio di 5 mezzi nautici ed il supporto via terra di 7 radiomobili. L'attività ha interessato tutto il territorio di competenza, da Portofino a Moneglia, consentendo di portare a compimento nelle sole giornate del 14, 15, 16 e 17 agosto pattugliamenti della costa e del litorale per circa 80 ore e 300 miglia nautiche percorse. Sabato inoltre le attività marittime sono state coadiuvate dall'elicottero Koala in forza alla base aerea della Guardia Costiera di Sarzana. Nella giornata di Ferragosto è stato inoltre imbarcato a bordo delle motovedette un operatore sanitario grazie alla collaborazione del 118 dell'ASL 4 Chiavarese. Le giornate generalmente caratterizzate da condizioni di mare mosso e vento teso hanno particolarmente impegnato gli equipaggi che hanno effettuato 3 interventi di soccorso in mare, tutti conclusi con esito positivo. Oltre 200 controlli sia nell'ambito degli specchi acque destinati alla balneazione sia negli stabilimenti balneari e alle unità di transito nelle acque del Tigullio. Tra queste attività si segnalano in particolare 2 interventi operati, l'uno a Santa Margherita Ligure in zona Punta Pedale e l'altro a Riva Trigoso per occupazione degli arenili demaniali con tende e strutture da bivacco da parte di improvvisati campeggiatori. L'attività mare sicuro sarà garantita sino a conclusione della stagione balneare. Per emergenze in mare si raccomanda di utilizzare il numero blu 1530.